Nel 1195 il comune di Treviso fece realizzare la cinta muraria di Castelfranco come fortino a difesa delle province di Padova e Vicenza. Le mura sono ancora oggi un simbolo della Castellana e della Marca, con la loro storia millenaria racchiusa nei 3.750.000 mattoni che compongono l'intera costruzione e che oggi risentono del passare dei secoli. L'amministrazione comunale da tempo è in cerca di sponsor che aiutino nell'ambizioso progetto di restauro conservativo della cinta. Nel frattempo però non si sta a guardare, portando avanti alcuni interventi, tenendo sempre in considerazione le risorse a disposizione. A breve ridoneremo la cittadinanza alla torre di nord-ovest, che è stata oggetto di un restauro, e assieme a quella del Giorgione, che sarebbe quella di nord-est, e quella civica, sono le 3 torri che sono fruibili alla cittadinanza. Ma sono molti gli interventi da realizzare. Per il camminamento di ronda tra la torre civica e la torre del Giorgione. Altro ragionamento sui camminamenti lo stiamo facendo tra la torre di quella verso il Cippo, insomma quella di sud-ovest, e il Duomo. Per il restauro complessivo servono circa 7 milioni di euro, per questo l'amministrazione comunale lancia uno slogan. Oggi possiamo identificare come slogan che adottando un mattone noi potremmo avere la possibilità di restaurare totalmente il castello, anche se come comune, come amministrazione attualmente in carica, stiamo sicuramente occupandoci.